Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti gli iscritti al canale. Cari amici, eccoci qua a raccontare un'altra brutta prestazione, un'altra bruttissima partita del Napoli in campionato. Allo stadio San Siro di Milano il Napoli pareggia per 1-1 con il Milan con una rete di Lozano. Una partita purtroppo senza nessun stimolo per noi tifosi napoletani a causa della prestazione del Napoli, una prestazione uguale, molto simile a tutte le altre ultime 7 prestazioni. Una partita senza voglia, senza adrenalina, senza convinzione, determinazione, insomma tutti gli aggettivi positivi per definire una buona prestazione, una bella squadra in questa partita contro il Milan non ci sono, non esistono. Il Napoli non si è meritato nemmeno un aggettivo positivo per descrivere questa partita. Pensavo durante l'incontro con il Milan che tempo fa, fino a qualche anno fa, era un ottimo risultato un pareggio a Milano contro il Milan, ma guardando il Milan di oggi, che è veramente poca cosa sia per quanto riguarda il gioco che per quanto riguarda la rosa, e infatti mi darete sicuramente ragione, basandomi naturalmente no sugli risultati del Milan, ma proprio da quello che si vede in campo. Praticamente adesso il Milan sta un po' come il Napoli, o meglio dire il Napoli sta come il Milan, e infatti peggio per peggio alla fine si è pareggiato in una partita noiosa, una partita in cui insomma praticamente personalmente vi giuro non vedevo l'ora che finisse, anche se fino all'ultimo avrei sperato un gol del Napoli che ci avrebbe dato la vittoria, come negli ultimi minuti c'è stato un arrembaggio da parte del Napoli per cercare di vincerla questa partita. Alla fine non l'ha vinta e sportivamente, obiettivamente devo dire a malincuore che se poi negli ultimi minuti il Napoli l'avrebbe messa dentro e avrebbe vinto la partita, non l'avrebbe assolutamente per niente meritata. Praticamente, a parte il caos di tutti questi ultimi tempi, il Napoli, cari amici, tifosi napoletani e fratelli partenopei, quest'anno è così, non c'è niente da fare, non c'è più. Sono finiti i tempi belli del bel gioco del Napoli, ma soprattutto quando questa squadra scendeva in campo con la cazzimma, la cattiveria giusta per poter vincere o tentare di vincere ogni partita, perché non si può vincere tutte le partite, ma almeno bisogna tentare di farlo, e questo Napoli scende già in campo senza nessuna voglia di vincerle le partite. E allora ecco perché ho intitolato questo video "Non c'è più niente da fare". Sì, perché questo meraviglioso giocattolo che ci ha fatto tanto divertire nei tempi scorsi, ai noi poveri e in questo caso delusi tifosi del Napoli, non c'è proprio più niente da fare. Questo Napoli è da rifondare, non dico in tutti gli undicesimi e in tutta la rosa, bisogna trattenere i giovani di talento, quelli che hanno voglia veramente di mettersi in mostra, che hanno fame, e mandare via i senatori, i calciatori che oramai sono saturi di avere a che fare con questa società, con questi compagni. Oramai si sentono dei calciatori dal Real Barcellona e quindi desiderano cambiare aria. È proprio quello che il Napoli
deve fare almeno per il prossimo anno, perché purtroppo, cari fratelli partenopei, rassegniamoci, perché per quest'anno dovremmo veramente fare un miracolo per qualificarci per la Champions League. Sarà molto dura, molto difficile anche ottenere questo risultato. Quindi Napoli da rifondare nei suoi senatori, sostituirli con giovani di talento come ha sempre fatto il Napoli, perché quella è la sua forza economica, stando con i piedi per terra. Quindi assolutamente non possiamo aspettarci niente di buono. Ho visto in campo una squadra, a parte un po' l'impegno di Allan, il solito Koulibaly, ho visto una squadra veramente distrutta, una squadra distratta, una squadra con la testa chissà da che parte, che stava veramente pensando a tutte altre mille cose tranne che a giocare bene, a vincere la partita. Noto anche, come dire, tra compagni di squadra, noto un certo allontanamento. Se avete visto quando l'ha messa dentro Lozano, e avete visto, se non l'avete visto, riguardate quel gol e notate gli abbracci, notate l'entusiasmo di aver segnato, come non c'è nei confronti di Lozano, e quindi c'è sicuramente anche poco feeling tra compagni di squadra, che è la cosa più determinante, perché la parola squadra comprende un gruppo di persone che si stimano, si vogliono bene e tutte insieme lottano per un traguardo, per un obiettivo. Traguardo e obiettivo che questi ragazzi non hanno più. Per questo dicevo e dico che non c'è più niente da fare. Adesso il Napoli deve anche presentarsi in Champions League, e quindi lì per fortuna è possibile ancora un risultato, ma non sarà ancora facile, anche se il Napoli sembra già quasi agli ottavi, è vero, ma ha una partita difficilissima, molto difficile, con il Liverpool, partita che all'andata, in una partita straordinaria, meravigliosa, il Napoli ha vinto, ed è stata, secondo me, nelle ultime partite solo l'unica partita in cui quest'anno veramente ci siamo divertiti, a parte il risultato, ma che abbiamo visto un ottimo Napoli. Quindi ci speriamo che almeno riusciremo a vedere una partita ottima contro il Liverpool in Champions League, perché questo campionato, dicevo, non c'è più niente da fare, quindi è di una noiosità e di uno squallore veramente incredibile e inaspettato, perché nessun tifoso del Napoli si aspettava un campionato anonimo bruttissimo come quello che sta facendo il Napoli. Ho paura per quanto riguarda la partita con il Liverpool in Champions League, se il Napoli scenderà in campo con la stessa svogliatezza e lo stesso assenteismo dei calciatori come quello del campionato, prenderemo sicuramente una brutta imbarcata di gol contro il Liverpool, ma speriamo bene, abbiamo fiducia, almeno questa speranza, che il Napoli, siccome è una partita internazionale, e anche i senatori che non vogliono più forse questa squadra, in quell'occasione per mettersi in mostra daranno di più e quindi disputeranno una buona partita. Ma ho paura di prendere un'imbarcata a questo punto contro il Liverpool. Per quanto riguarda l'allenatore Carlo Ancelotti, sembra che veramente questo allenatore non debba essere mai criticato, non debba essere mai discusso. Io personalmente tantissime volte ho difeso Ancelotti, perché il suo blasone, il suo palmarès, così si dice, mi diceva di farlo per rispetto verso questo allenatore. Ma dico, adesso lo posso dire perché oramai
non c'è più niente da fare, questo allenatore deve assolutamente o dare le dimissioni se ha il coraggio di farlo, oppure la società deve prendere provvedimento. E io penso che se il Napoli farà un brutto risultato contro il Liverpool, oppure addirittura non dovrebbe riuscire a qualificarsi quest'anno per gli ottavi di finale di Champions League, penso proprio che la società esonererà Ancelotti. Io personalmente mi auguro che la squadra si riprenda, che ritorni a fare risultati e buone prestazioni e che resti Ancelotti almeno fino alla fine di questa stagione. Poi il Napoli dovrà assolutamente fare qualcosa sia per la rifondazione dei calciatori e anche dell'allenatore. Ma se il Napoli continuerà a fare questi risultati, io non credo che De Laurentiis riuscirà più a trattenere Ancelotti, o perché sarà dimissionario, ma non credo, perché ci sono di mezzo molti soldini, ma molti, e quindi le dimissioni farebbero perdere molti soldi alla famiglia Ancelotti. Per questo non credo assolutamente nelle dimissioni. Ma se continuassero i risultati mediocri, bruttissimi, e soprattutto le prestazioni del Napoli degli ultimi tempi, sono sicuro che dopo un risultato negativo anche contro il Liverpool, il presidente De Laurentiis prenderà un provvedimento e cercare di salvare il salvabile. Adesso il salvabile del Napoli è uno solo: la qualificazione in Champions League per il prossimo anno. Che possa essere il secondo, il terzo, il quarto posto non ha importanza, ma questo deve essere l'obiettivo di questo campionato. Salviamo il salvabile, è l'unica cosa che potrebbe salvarci da quest'anno bruttissimo, mediocre e assolutamente proprio inaspettato da tutti i tifosi del Napoli, e raggiungere la qualificazione in Champions League per il prossimo anno. Io credo che il secondo posto sarà quasi impossibile. Quindi per favore smettiamola di parlare di scudetto, lo scudetto l'ha già vinto la Juve perché è più forte del Napoli, perché è più forte dell'Inter e chi insegue dopo, e soprattutto anche perché partita dopo partita vediamo con gli errori arbitrali che anche quest'anno non ci sarà nessuna ragione per gli altri, la Juve vincerà questo campionato. Sembra scontato anche il secondo posto, che sicuramente sarà dell'Inter, perché con l'allenatore Conte è una squadra determinata a raggiungere questo risultato. Gli errori arbitrali anche a favore dell'Inter nelle partite passate ci hanno dato questa conferma, quindi il Napoli dal terzo o il quarto posto potrebbe anche farlo. Certo è che se continua a fare prestazioni come quelle ultime e anche questa contro il Milan, sarà difficilissimo anche raggiungere il quarto posto, perché c'è la Roma, c'è la Lazio, c'è l'Atalanta, ci sono alcune squadre che veramente hanno seriamente preso di mira l'obiettivo Champions. Auguriamoci che il Napoli riesca a risorgere dalla cenere, che questi calciatori si ricompattano, ma ahimè, cari amici, devo essere sincero, la vedo nera. Quindi secondo me in questo campionato non c'è più niente da fare. Speriamo di divertirci ancora in Champions League e che soprattutto il Napoli possa, come dire, dichiarare non fallimentare questa stagione andando avanti almeno in Champions League. D'accordo? Questo è il mio pensiero. Se siete d'accordo con me lasciate un like al video, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, tanto che vi costa. Noi ci risentiamo e rivediamo
ai prossimi commenti, grazie per la visione e come sempre vi dico, al di là del risultato, sempre e comunque Forza Napoli, squadra e città.